Oggi siamo qua a fare una dimostrazione con i nostri atleti, ci sono un po' di tutte le età, diciamo dai 7 anni in su, fino a circa 7-8 anni usano ancora lo spadino di plastica, quindi possono fare a meno di attrezzature costose, insomma. Dopodiché insomma, usano spadini di varie dimensioni fino ad arrivare alla spada convenzionale dai 14 anni in su. La nostra società ha aperto stabilmente a Mantova circa 3 anni fa. Il gruppo schermistico virgiliano è affiliato al CUS Bologna, quindi noi svolgiamo principalmente le gare regionali nell'Emilia Romagna, ma quelle nazionali comunque le facciamo su tutto il territorio. Quest'anno siamo arrivati a 50 iscritti, un po' di tutte le categorie. Facciamo fioretto e spada, la sciabola non l'abbiamo ancora attivato il corso di sciabola. Diciamo si può iniziare dai 6-7 anni in su, con diciamo, un'attività preschermistica in realtà, è un gioco scherma, quindi sono attività didattiche finalizzate all'apprendimento di questa disciplina, ma in maniera un po' divertente, non troppo tecnica, perché chiaramente la concentrazione a quell'età è molto limitata, quindi bisogna apprendere le nozioni di questo sport, però in maniera un po' diversa da quello che può essere con gli adulti, insomma. Io ho iniziato quest'anno, eravamo abbastanza cresciuti, quindi abbiamo fatto più fatica nel nostro percorso, però ci piaceva e quindi abbiamo voluto continuare. Siamo arrivati a un buon livello adesso, però comunque è sempre per fare esperienza e arrivare come gli altri. Le gare sono andate abbastanza bene, poi anche perché abbiamo cominciato quest'anno e quindi ecco, non è stato molto facile. Ci piace, abbiamo continuato e adesso siamo arrivati a un buon livello, come diceva il mio amico. Questa è la giornata nazionale dello sport, dove facciamo evidenziare gli sport meno conosciuti per propagandarli e promuovere. E il CONI tutti gli anni festeggia questo evento scendendo nelle piazze e pubblicizzando gli sport minori, quindi un'attività promozionale che interessa a tutti i cittadini. Se volete contattarci potete passare direttamente presso la palestra Pomponazzo in via Porto nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì, o se no potete mandare una mail all'indirizzo mantovascherma@gmail.com o se no anche telefonicamente al 349 58 50 485.